Ok, ci siamo. Siamo in live. Allora, complimenti a Giorgio che nemmeno è iniziata la live e già ha lasciato un commento. Quindi oggi è lui il dito più veloce del web. Ciao Giorgio. Tanto. Ciao Stefano. Mi apro la live anche sul telefono così per sicurezza riesco a leggere bene anche i vostri commenti. Allora, come state ragazzi? Ciao Briccolo, ciao Stefano, ciao Simone, ciao Pietro, ciao ragazzi, ciao De Corsi, come state? Aspetta, aspetta, adesso c'hai ragione. Ok, adesso dovrebbe essere proprio tutt'altra cosa. Si dovrebbe sentire molto meglio, datemi conferma. Ciao Matti, dacci lo sfogo. Aspetta, lo sfogo no, dai. Dopo analizziamo bene la cosa. Ciao rock and roll, ci mancherebbe Cristian, assolutamente. Ti pare? Non è perché sei della Juve non puoi sta qua, eh? Ciao Giovanni. Eh sì, Stefano, conferenza stampa alle 18. Infatti nel gruppo Telegram stavamo parlando eventualmente di fare anche una live durante la conferenza stampa. Infatti volevo chiedere a voi se per voi va bene, se a voi andrebbe bene e tutto quanto. Così giusto per sapere se per voi va bene, se vi andrebbe di vederla. Ma no, 24 ore mi pare un tatticello esagerato, però dato che la conferenza stampa c'è alle 6, non lo so. Magari un riscontro da parte vostra sarebbe molto utile in tal senso. Intanto Giorgio sempre Forza Cagliari, assolutamente. Ok, per Max va bene. Stefano, sinceramente non so cosa abbia detto Maran dopo Genoa Cagliari, ma sinceramente poco conta. Mm, conta veramente poco. Ok. Allora, vediamo se si riesce a fare la live per la conferenza stampa delle 6. Non ti preoccupare, Giorgio, non ti preoccupare. Ieri sera alcune persone che lavorano nell'ambiente Cagliari mi stanno raccontando alcune vicende che sono successe nello spogliatoio del Cagliari. Ciao Gianluca! Guarda, se ne stanno dicendo di cotte e di crude, se ne sono dette di cotte e di crude. Ovviamente la verità non potrà mai saltare fuori perché la società non sarà a dirtela, ovviamente, né tantomeno i giocatori, e né tantomeno, come ha detto anche Mattia nel suo video, possiamo affidarci ai vocali e agli screen che circolano in giro, effettivamente. Quindi, quando ci sono queste storie, secondo me un pizzico di verità c'è sempre. Però bisogna anche vedere quanta ce ne sia effettivamente. Harmony alle 18 il Cagliari, da quello che si dice, ha indetto una conferenza stampa. Io più di questo non ti saprei dire. Quasi sicuramente, se non al 100%, l'argomento principale sarà l'infortunio di Pavoletti e le voci che circolano in giro. Quasi sicuramente. Probabile, Luke, molto molto probabile, però
alla fine dobbiamo anche accettarle queste cose, nel senso, ricordiamoci che comunque sono società calcistiche, hanno comunque dei riscontri televisivi, cose del genere, una sorta di reputazione da mantenere, quindi è normale che se la verità è effettivamente vera, quella che circola in giro, non te lo verranno mai a dire, ma mai, ovviamente. Conferenza stampa con chi protagonista? Bella domanda, Matti, non ne ho idea. Io tutto a posto, Simo, te? Speriamo non si mettano a litigare durante la conferenza o si rompe qualcun altro. Speriamo. Penso che sarebbe veramente una bastardata, Simo. Nel senso, cioè l'ultimo esonero in diretta che mi ricordo era quello dei Malesani quando allenava al Siena, non so quanti se lo ricorderanno. Figurati, Harmony, non ti preoccupare. Meno male, Simo. Probabile, boh, probabile. Ciao Roberto, beato te. Beato te. Cioè, mi piacerebbe tanto anche a me che accadesse, Max, ma la vedo veramente difficile. Ma che mollo! Dovrebbero indire una conferenza stampa per spiegarci come abbiano fatto a passare da una squadra quasi invincibile a squadra che non vince mai. Quello è un mix di cose, secondo me. Quello è un mix di tantissime cose. Si parla di Cistana al Cagliari, davvero? Sinceramente se ne potrebbe un acquisto che potrebbe essere risparmiato, o meglio, se lo dovevi fa andava fatto a gennaio, non di certo adesso. Buonasera Music. Vittorio Sana dice sulla vicenda ha ricevuto tantissimi messaggi, anche da gente che diceva di aver visto tutto, quando in verità erano in Inghilterra. Vabbè, ma si sa che quando succedono queste cose si esaspera sempre, si tende sempre a ingigantire la realtà. Ripeto, secondo me un pizzico di verità c'è, nel senso, secondo me una litigata c'è stata. Anche perché da quello che è circolato, il Cagliari vorrebbe anche agire per vie legali. Perché? Nel senso, perché agire per vie legali? Qualcosa sotto ci deve sta. Assolutamente qualcosa di vero sotto c'è. Assolutamente d'accordo, Gianluca. Pure quello è vero, Simone. Effettivamente, di solito quando succedono queste cose, la prima cosa che viene fatta è un video, ovviamente. Il che abbassa notevolmente la credibilità delle cose, però ripeto, secondo me un fondo di verità c'è. Ciao Riccardo, vi scrivo dalla provincia di Bologna. Posso chied- Posso chiedervi se è possibile una tua opinione sulla nostra squadra? Penso che avete una signora squadra, avete fatto un calciomercato invernale degno di nota, avete preso un buonissimo attaccante che mi dispiace si sia rotto. La storia del Bologna è affascinante, specialmente per quello che purtroppo è successo anche a Mihajlovic. E poi mi viene in mente una delle partite più eclatanti di questo campionato, quella contro il Brescia. C'avete una buona squadra, c'avete veramente una buona squadra. Quindi complimenti. Vi auguro il meglio, veramente. Ciao Andre, ciao Christian, ciao caro, ciao Marco.
Max, non che prima la situazione fosse delle migliori, ricordiamoci Buoncammino, Trieste. Non è che pure prima stavamo in una situazione migliore, eh? Ciao Fabri. Io personalmente, se potessi rubare un giocatore al Bologna, ruberei Orsolini perché sono pazzo di lui e poi perché io ho un feticismo verso i giocatori mancini. E poi non so sinceramente se ci sia rivalità tra gli Sconvols e gli Ultra del Bologna. Questo non ne ho idea. Con Cellino c'erano ugualmente casini, esatto. Esattamente. Secondo te il Ninja tornerà a Milano a fine stagione? Bella domanda. Penso che la chiave di volta sarà il posizionamento del Cagliari a fine campionato. Da lì verranno tratte alcune conclusioni e secondo me da lì diventerà, cioè da lì si capirà se Nainggolan rimarrà o meno. Ma con Cellino troppe ne so successe di cose. Mi ricordo la partita persa a tavolino con la Roma, mi ricordo appunto la cosa del Buoncammino, di Trieste. Ne so successe di cose pure con Cellino, non è che non stava a parlare di uno stinco de santo. Quindi, in zona di retrocessione chi vedete peggio? Tocca vedere Di Biagio come gestirà la SPAL. Però secondo me quella messa peggio è il Brescia. La squadra è divisa, ci sono i pro Maran e i contro, secondo me. Ma Giuseppe, ma dall'alba dei tempi c'erano i pro Rastelli contro Rastelli, i pro Lopez contro Lopez. È una cosa che c'è sempre stata e sempre ci sarà. Non che è una cosa che accade adesso con Maran. Ciao Jerry. Per me quelle sono assolutamente zone di retrocessione, retrocederanno. Il Lecce ha tanti giocatori di qualità. Cellino è un matto, quando c'era lui succedevano casini, però comunque bei tempi. Quella è la nostalgia che ti fa dire così, eh. Domenica alle 18 ci sarà il Napoli. Eh sì. Secondo te la partita contro il Napoli sarà decisiva per Maran? Secondo me no. Secondo me no. Secondo te il Cagliari doveva fare qualche acquisto a gennaio? Ovviamente. Assolutamente sì, Jerry. Assolutamente sì. Il che non vuol dire che non sono stati fatti, perché ne sono stati fatti due, però sono stati fatti male. È quello. Intanto scusate se sto così, ma è perché così leggo i commenti. Perdonatemi. Tanto fatemi fare una cosa qui. Allora, tra l'altro vi volevo far vedere una cosa bellissima che a me ha fatto molto ridere. Allora, share screen, non c'è bisogno di condividere l'audio, ok. Allora, in inception di schermi metto lo schermo intero, ok. Guardate qui, mi ha fatto veramente ridere perché Forza Cagliari da uno juventino. Cioè, cosa? Ma perché? Perché? Fa veramente ridere. Forza Cagliari da uno juventino. Ma cosa? Bah, vabbè. Mi ha fatto veramente ridere quel commento che sicuramente non era fatto a scopo umoristico, però fa molto ridere.
Io credo che Maran resti fino alla fine della stagione. Abbiamo iniziato questo progetto con lui. Ormai siamo in pieno campionato e la squadra è abituata al gioco, tra virgolette, di Maran. Pure quello è vero. Pure quello è vero. Il problema è che non so quanto ti conviene andare avanti con lui. Un anno fa, se non ricordo male, proprio in data odierna, pubblicassi il tuo miglior video, a mio avviso, ovvero come essere un tifoso del Cagliari nella capitale. Sì, me lo ricordo, assolutamente. Vi serve come il pane, Paoletti. Con tutti i crossatori che avete, un ariete là davanti vi occorre. Se volete, vi diamo Milik. Ma magari ce caschi. Ma magari ce caschi. Milik è uno dei pochi, una delle poche prime punte fisiche che mi piacciono. Ma magari. Anche se dopo aver visto il gol che ha fatto, che era contro il Lecce, che da 2 metri se lo stava per cagare malamente. Mamma mia, che culo che gli ha detto. Ciao Leonardo, ma sinceramente a me di Sanremo me ne sbatte veramente il cazzo. Non so problemi che mi riguardano, non mi sono mai interessato e mai mi interesserò a Sanremo, detto proprio sinceramente, eh. Maran col Chievo ha sempre fatto bene, mai arrivato con l'acqua alla gola, ma il Cagliari non è il Chievo. E anche se fosse il problema non è arrivare con l'acqua alla gola, il problema è dare un'identità alla squadra, in questo Maran non è mai riuscito. Domanda da 10 milioni, cosa fai a San Valentino? Sto con mio nipote, devo guardare mio nipote. Il vero San Valentino, diciamo, lo festeggio il giorno dopo con la mia ragazza. Ciao Samuele, Pavoletti carriera finita e secondo me per il Cagliari forse sarebbe un'opportunità per provare altro rispetto a questo gioco. Carriera finita dipende, tutto farebbe pensare a una carriera finita ovviamente perché però comunque ci sono casi effettivamente di altri giocatori che si sono rotti 2 volte di fila lo stesso crociato e hanno continuato a giocare. Non so se nella stessa tempistica in cui è successo a Pavoletti, però se lui ha forza di volontà può comunque tornare a giocare, anche se penso di metterci la mano sul fuoco non come prima, ovviamente. I giocatori sono gli stessi della prima parte di campionato, devono metterci l'anima e giocare a calcio, ma quella è la base proprio. De Sena si ruppe col Brescia, sta ancora giocando. A parte che De Sena si è rotto un'altra volta, ma non mi pare che si è rotto il crociato a sta botta. E anche prima non si era rotto il crociato, era, se non mi sbaglio, si era rotto tibia e perone. Non mi vorrei sbagliare. E poi soprattutto dipende sempre dalla persona, dalla forza di volontà che uno ha. Cioè, regà, calcolate che si è rotto di nuovo il crociato dopo che stava veramente agli ultimi sgoccioli del recupero. Cioè, ha praticamente recuperato e si è rotto di nuovo. È una botta morale pazzesca. Cioè, ti crolla il mondo, veramente. Non è facile. A fine anno se Pavoletti praticamente non si riprende più, come nuovo centravanti, chi vorresti se ti viene in mente? Bah, un nome l'hai fatto tu, che è Milik, che sicuramente non ci verrà mai, parliamose chiaro, però io un tentativo ce lo farei. Ehm, un nome, prima punta, mm, sinceramente adesso non mi viene in mente, non te lo saprei dire. Ti è dispiaciuto per Sinisa? Mi è dispiaciuto sì. Mi è dispiaciuto sì, però so che comunque lui è uno dei pochi uomini con le palle in questo mondo, nel mondo del calcio. Quindi so che vincerà anche questa battaglia, ma senza ombra di dubbio.
proprio senza ombra di dubbio. Io vorrei Bastoni. Pensa che Bastoni doveva venire da noi, doveva rientrare nell'affare di Barella, quindi pensa un po'. Secondo me ci riprenderemo, lo spero Giorgio, lo spero. Parla di Empoli. Non lo sto seguendo tanti, anzi non sto seguendo praticamente per niente la Serie B, Leo. So per esempio che ieri ha vinto lo Spezia 3-2, però mi informo giusto sui risultati. Non so nemmeno quanto abbia fatto l'Empoli nell'ultima partita, devo essere sincero. Il problema potrebbe essere del Cagliari o di chi di dovere per come ha curato il calciatore. Secondo me non dipende tanto da chi ha curato il calciatore, perché anche Chiellini è stato curato dallo stesso dottore, però Chiellini si sta riprendendo. Quindi Nandez spero che ve lo ciuliamo noi, magari al posto di Allan che andrà via. Speriamo di no, Jerry, né per cattiveria, però. Olsen o Cragno contro il Napoli, io continuerei a dar fiducia a Cragno. Ora sabato sera, ma no, che sabato sera? Ora sabato manca il Ninja, a parte che giochiamo di sabato, giochiamo di domenica, no di sabato. Manca il Ninja, Rog, Cacciatore, Faragò, Oliva, Birse e chi più ne ha più ne metta. Ma a parte il Ninja e Rog e Oliva, non so assenze che ci fanno proprio disperare. Olsen rissa con Cragno e gli si rompe la spalla. Oh, speriamo di no, cazzo. Ciao Tullio. Pereiro titolare contro il Napoli? Perché no? Perché no? Il problema è che dove lo metti? Vabbè, come trequartista di fianco a Joao, effettivamente. Perché no allora? Team Robino Olsen. Perché ho detto Rubino poi? Perché avevo letto Rubino Olsen, vabbè. E io so Team Cragno, cioè io non è che so Team Cragno, semplicemente Cragno è nostro, Olsen è in prestito, sti cazzi di Olsen faccio giocare a Cragno. Anche perché Cragno ha la potenzialità, secondo me, per diventare più forte di Olsen, quindi. Vai a vedere la storia che ha messo Olsen su Insta. Ma quale? Quella delle emoji che ha fatto così? Perché quella già ho vista. Se ne ha fatte altre non lo so. Eh sì, Stefano, potrebbe benissimo giocare Pereiro di fianco a Joao, effettivamente. Joao però un golletto domenica da napoletano lo deve fare, lo tengo al fantacalcio, cioè ce l'ho pure io, quindi assolutamente se lo fa gioia doppia, quindi deve farlo, assolutamente. Vabbè Alessio, mo di che Olsen è inguardabile, non ci allarghiamo. Olsen è un buonissimo portiere, ma lo è anche Cragno. Quindi Olsen non blocca un pallone e Cragno non sa giocare coi piedi. Tutti e due hanno dei difetti, però in porta, secondo me, sono impeccabili tutti e due per quanto riguarda le parate. A centrocampo chi gioca? Cica, Nandez e Ionita, sicuro. Speriamo, Christian, di riprenderci. Ciao Simone, tutto a posto? Te? Come finisce secondo te Cagliari-Napoli? Non faccio pronostici. Onde evitate de portazzella. Com'è questo crollo del Cagliari? Bella domanda. Bella domanda.
Vedete, col Napoli giocheremo bene per la rivalità, ma io lo spero, lo spero. Il problema è che a me sinceramente mi preoccupa molto di meno la partita col Napoli e più quella col Verona, perché quella col Verona la giochiamo in casa loro. Regà, il Verona è uno schiacciasassi, è uno schiacciasassi. Porca troia. Quando ritorna Ceppitelli? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Ceppitelli o Pisacane? Mm, Pisacane. Ricordo quando mi dicesti che avremmo fatto un campionato tranquillo, ma io non immaginavo così tanto. Assolutamente. Penso che nessuno si immaginava così tanto dal Verona, parliamoci chiaro. Invece state facendo un campionato veramente coi controcoglioni. Eh, siete diventati voi la sorpresa del campionato. Prima eravamo noi, adesso assolutamente siete voi. Quindi veramente complimenti perché tutti i punti che ci avete ve li siete meritati. E forse mi manca pure qualcosina. Chi vince la Champions League? Non ne ho idea, Jerry. Non ne ho idea. Io pronostico un 12° posto. Tu cosa pensi della classifica finale? Ma per il Cagliari dici, Samuel? Ciao France, alla fine hai fatti i compiti, eh? Ciao Susanna, in queste ultime giornate stiamo facendo un po' schifo. Sì, purtroppo sì. Ah, domani è il compleanno tuo, Albi? Grande. Allora ti faccio gli auguri in anticipo, per forza, mi dispiace, però auguroni. Come hai visto Valujevic domenica? Ma sinceramente ho visto un tempo solo, quindi non ce n'è stato uno del Cagliari che mi abbia fatto impazzire domenica, eh. Regà, mo che stiamo andando a male, io sento gente di mo è già tanto se salvamo, ma quale Europa pensiamo alla salvezza? Sono tutti discorsi che a me mi fanno veramente rabbrividire, veramente. Non tanto perché è sbagliato pensare anche a salvarsi, ma perché definire la squadra che abbiamo da salvezza mi pare un po' esagerato. Quindi, cioè, secondo me stiamo nel posto che meritiamo di stare. Abbiamo le potenzialità, secondo me, per puntare all'Europa League, quindi proviamoci. Chissà se è vera la storia della scazzottata, eventualmente ci sarebbe da vergognarsi. Bella domanda. Chissà se è vera. La verità noi non la sapremo mai. Mai nella vita, mai. Credi alle voci su Pavoletti? Secondo me un fondo di verità c'è. Seguirai la conferenza stampa sul caso Pavoletti alle 18? Ne stavamo parlando prima e molto probabilmente faremo una live, cioè farò una live in cui parleremo cioè sentiremo la conferenza stampa insieme. Secondo me con il Verona dovremmo fare uno scambio di favori. All'andata scivola Pisacane, al ritorno scivola Ramani. Magari. Sembra quasi che vogliono tornare la squadra dell'anno scorso. Speriamo di no. Ma come mai tutti i giocatori di basket e seriali mandano tutti a Villa Stewart? Sai dov'è tu che sei romano? Villa Stewart sta vicino all'Olimpico, indicativamente. Non sta troppo lontano all'Olimpico, penso stia più o meno a 1 chilometro. Comunque non so perché li mandano tutti lì. Ciao Thomas, secondo te sia Lecce che Genoa retrocedono, ma la vedo dura una
ma la vedo dura che una tra Spallo Brescia si salvi. Si potrebbe prendere la Padula come punta? La Padula no. No, la Padula proprio no. Assolutamente. Assolutamente, Susanna, sempre Forza Casteddu. Eh sì, purtroppo si è rotto di nuovo il crociato. Ciao Mark, il Cagliari non mollerà, attendo una pronta ripresa. Speriamo, speriamo Mark, speriamo. Lo spero veramente tanto, guarda. Per me il Lecce va in Serie B. Io spero di no. Secondo me ci va il Brescia. Kumbulla del Verona. È forte. È forte sì, Kumbulla. Hai visto il derby della Madonnina? Nì, nel senso ce l'avevo come sottofondo, ma non è che l'abbia visto. Io la butto lì, secondo me il Brescia si salva e a me il Brescia si salva e nonostante la rivalità mi stanno simpatici. A me no, però vabbè. Porca troia, che punizione che ha tirato Mancosu. Mamma mia. Porca troia, che punizione. Era allo stadio domenica e ho visto un buon Mattiello. Diamogli fiducia. Io gli posso dare pure fiducia, però, regà, io non lo posso guardare Mattiello, mi fa venire da ridere. Cioè, come corre, vi giuro, mi fa veramente venire da ridere. Non lo so perché. Ciao Giuseppe, ciao bello. Boh. Senti la rivalità col Brescia? No, io sento una sola rivalità, che tra l'altro non è nemmeno dei Cagliaritani, ma è solo mia, che è quella con la Roma. Quindi altre rivalità sinceramente non ne sento. Non sento nemmeno quella col Napoli, io a dirla tutta, eh. Io sento solo quella con la Roma. Ma così poteva servirci perché Simeone spompato ha dato tanto. Anche Joao domenica non scherzava, si è magnato quel gol. Mattiello meglio di calciatore, ma pure io sono meglio di calciatore, non è che ci vuole tanto. Io sento una rivalità con la Lazio. Tanti ormai sentono la rivalità con la Lazio. Scontata. Infatti io non so se a maggio se andacce o meno, perché potrebbero darla come partita a rischio, mi sa, perché io me la vorrei andare a vedere. Roberto, ti spiego subito, perché quando noi siamo retrocessi in Serie B ci fu una partita, Brescia-Cagliari appunto, in cui perdemmo 4-0 e un giocatore del Brescia ruppe tibia e perone a De Sena. Tra l'altro De Sena che oggi gioca, guarda caso, nel Brescia. A parte che al ritorno gli abbiamo fatto un bucio di culo che ancora se lo stanno a ricordare perché abbiamo vinto 6-0. Però tralasciando questo, il Brescia adesso è gestito da Cellino, quindi la rivalità è aumentata. Quindi questo è il motivo per cui c'è la rivalità tra Brescia e Cagliari. Sai che io quel giorno là ero a Napoli? Pensa un po'. Colì, esatto. Mamma mia. Sì, era Colì. Francesco, io ci aggiungerei pure a Roma. C'è una storia dietro, Jerry. C'è una storia dietro. Da quello che so,
Nel 96-97 ci fu una spareggio perché all'epoca c'erano gli spareggi, i play-out, diciamo per rimanere in Serie A, chi vinceva rimaneva, chi perdeva retrocedeva, tra Cagliari e Piacenza e si doveva giocare in uno stadio neutro e la partita venne giocata a San Paolo. Solo che da quello che so io, quando il traghetto attraccò al porto di Napoli, i tifosi napoletani entrarono nel traghetto e menarono ai tifosi del Cagliari. Questa è la versione che so io. Non so se effettivamente corrisponde a verità o meno, quindi questo non lo so, però ti posso dire sommariamente il motivo è quello. Ma che ore so? Ah, beh, sono ancora le 4:30. Voglia a te. A voglia a te la conferenza stampa. Madonna, ma quanti commenti mi sono perso? Ciao Andrea, ciao carissimo. Susana, non lo so se è quella di Pavoletti è vera. La live, Matti, penso la daranno su Facebook. Penso, eh. Allora, fatemi recuperare i commenti. Immagino, Giuseppe. Non me lo ricordo, Simo, ci credi se ti dico che non me lo ricordo? Quello che ho mangiato a pranzo. Probabilmente il panino, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Ah, ok, io la sapevo in maniera diversa. Marti, c'è già un gruppo con gli iscritti. È il gruppo Telegram, lo trovi in descrizione. C'è il link in descrizione. La live si svolgerà nel bagno di casa di Maranne, questa è bellissima. Quanto lo valuteresti ora come ora, Joao? 50 milioni. Ma per curiosità, puoi essere soddisfatto del tuo rendimento qui su YouTube? Avresti preferito più iscritti? No. Anzi, sinceramente io penso di avercene pure troppi. Sono assolutamente soddisfatto, anche perché non sono uno che guarda i numeri. Chi mi conosce lo sa. Non guardo assolutamente i numeri e quindi quello che c'ho mi va più che bene. Anzi, mi spaventa pure l'idea di crescere. Intendo su WhatsApp. Su WhatsApp no, Marti. Su WhatsApp lì si parla dei numeri privati. WhatsApp no. Telegram sì. WhatsApp no. Intanto, Francesco, non so se ti ho salutato. Nel caso ti risaluto di nuovo. Ciao, Francesco. Immagino tu abbia già letto della conferenza di stasera. Che sensazioni hai? Non lo so, non lo so. Tra l'altro ci faremo una live insieme per commentarla, la live, cioè la conferenza stampa di stasera del Cagliari. Come mai su WhatsApp non va bene? Perché su WhatsApp devi per forza avere il numero, semplicemente per quello. Invece su Telegram non è obbligatorio avere il numero per creare il gruppo. Il numero è una cosa privata, io sinceramente non me vade darlo così in giro. Non è perché mi voglio sentire sto cazzo, è una cosa mia. Il numero lo do a chi mi pare a me, è quello il fatto. Fa il modesto, vorrebbe avere tanti iscritti quanti l'Eccelso. Mi hai scoperto, anzi, mi ha scoperto.
A me le squadre stanno tutte simpatiche finché non è la Juve. A me, per esempio, la Juve mi è totalmente indifferente. Non mi fa né caldo né freddo. Va bene, mi fido, Giuseppe. Io ovviamente non posso saperlo, quindi mi affido alle parole di chi dice che c'è stato. Sì, lo so, Simo, però il numero comunque rimane una cosa privata. Cioè, è come se tu andassi e chiedi a persone in giro, mi dai il tuo indirizzo di casa? Perché te lo dovrei dare? Capito? È quello il senso. Tanto alla fine, che è WhatsApp o che è Telegram, che cambia? Cioè, il gruppo rimane gruppo, a prescindere dall'applicazione. Quindi, dato che già esiste quello di Telegram, sfruttiamo quello. Quando vedremo un altro video con Matt, quando ce ne sarà l'occasione, più che volentieri, assolutamente. Magari un giorno di questi si potrebbe imbastire un'altra live, assolutamente. Ma ci credi nemmeno, Giuseppe? Nemmeno se fosse, che ne so, Belen, ti giuro. È una cosa mia. Assolutamente lo sento ancora, Simone. Assolutamente, ci sentiamo sul gruppo. Sta bene, è abbastanza impegnato con il lavoro, però c'è, è vivo e vegeto. Simone, mi dispiace, il gruppo c'è solo su Telegram. Più di questo non so che dirti. Quando andrai la prima volta alla Sardegna Arena? Non lo so, spero il prima possibile, anche se non ci credo. Penso che ormai diventerà tipo un sogno irrealizzabile. Guarda che Nainggolan vuole il tuo numero. Assolutamente no, Simone. Zero proprio. Sì, Christian, penso che Pereiro giocherà titolare domenica. Ma che mi paghi volo e biglietto, Marti? Ma te pare? Ma che tu sappia, Andrea ha cambiato lavoro? Da quello che so, mo ne fa due. Dovrebbe fare due lavori, se non mi sbaglio. A livello di tempistiche, sì, era diventato praticamente impossibile per lui gestire il canale YouTube e ovviamente ha voluto dare priorità alla vita privata, ci mancherebbe. Ah, France, io da mo' che ho mollato all'idea, cioè ormai nemmeno ci penso più. Se prima magari con la monetizzazione e tutto quanto ci avevo fatto un pensierino, mo proprio zero. Ma zero zero, ma aiutami a di zero. Marti, se non mi sbaglio, lavora al servizio civile e allo stesso tempo dovrebbe essere tipo commesso in un negozio di telefonia, se non sbaglio. Però potrei sbagliarmi tranquillamente. Fa anche le storie su Instagram, Pompeo, quindi volendolo si può anche seguire su Instagram. Se dovessi avere un lavoro gratificante che però ti impegna praticamente mezza giornata, saresti disposto a toglierti da YouTube? Io non sarò disposto a togliermi da YouTube. Cioè io nel senso riuscirò, penso, con le unghie e con i denti a trovare anche solo un minuto da dedicare a YouTube. Quindi in qualche modo io su YouTube ci starò sempre, non c'è magari
potranno capitare periodi in cui non carico video o cose del genere, però per adesso il tempo libero per stare dietro a YouTube ce l'ho, quindi lo voglio sfruttare. Non posso, Claudio, dovrei aprire una partita IVA. Non si può. Ho cambiato account su Instagram, Albi. Anche quello lo trovi in descrizione. Susanna, la conferenza stampa molto probabilmente sarà su Pavoletti. Riguarderà Pavoletti. Molto probabilmente. Hai visto che Carrasco è tornato all'Atletico Madrid? Beh, sicuramente per l'epidemia di coronavirus. Perché se no col cazzo che tornava. Posso sapere che fine hanno fatto i soldi delle varie donazioni? Eh, tecnicamente sono buttati nel cesso, letteralmente. Eh, cioè, buttati nel cesso. Allora, tecnicamente sono fermi i soldi, nel senso sono 140 euro, mi pare, e sono fermi, congelati in un account di AdSense, che è praticamente la parte di YouTube che ti paga. E non li potrò mai percepire, per il semplice fatto che per percepirli bisognerebbe aprire una partita IVA. E per 140 euro guadagnati tra l'altro nell'arco di un anno e mezzo non ne vale la pena, quindi rimangono lì. Ciao Pignolo, 3 acquisti per il Cagliari della prossima stagione e 3 cessioni. Allora, cessioni Cacciatore, Faragò e Cicarini, anche se andrà in scadenza. E acquisti Widmer, Fazio e Widmer, Fazio e Linetti. Così. Ma tranquillo, Giuseppe, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ti spaventa il coronavirus? Sei ipocondriaco? Ma sinceramente no. Sinceramente non sono ipocondriaco, non mi spaventa così tanto il coronavirus. È pur vero che io ho fatto un ordine su un sito cinese, tra l'altro della maglietta del centenario del Cagliari, che ancora mi deve essere spedita, e l'ho fatto a fine gennaio l'ordine. E lì sto un po' in apprensione, devo essere sincero, però non mi spaventa più di tanto. Mi avrebbe spaventato di più, devo essere sincero, se fossi andato ancora a scuola. Perché? Perché quelli che sono stati riportati dalla Cina a Roma stanno alla Cecchignola e la scuola dove andavo io sta dietro alla Cecchignola. Lì mi sarei cagato sotto, ma veramente tanto. Però adesso no. Poi così partono i cori random. La Cecchignola è vicinissimo da no, vicinissima no, starà. Quanto dista la Cecchignola da casa mia? Allora, vediamo un po'. Mo' mi avete messo curiosità. Allora, fammi vedere un po'. Google Maps. Cecchignola. 6 chilometri. 6,6. Romagna meglio di Pisacane, secondo te?
Ma da quello che sta facendo al Sassuolo non mi pare che sia tutto sto granché meglio rispetto a Pisacane. Se rifondassimo il reparto difensivo sarebbe il massimo, quello ovviamente. Che musica piace? Che musica mi piace? Sinceramente, il genere che preferisco di più è il rap, no la trap, rap, proprio rap. Però ascolto tutto. Cioè può essere per esempio Justin Bieber, come può essere Beethoven, come può essere i Coldplay, come possono essere gli Imagine Dragons, come possono essere gli AC/DC. Ma ascolto tutto, basta che mi piace. Infatti ho 1600 canzoni sul telefono, mi devo dare una regolata. Posso farti una domanda più da amico che da tuo fan, una cosa un po' personale e vorrei chiedertela. Ci mancherebbe. Assolutamente, se te la senti di farla qui, sì. So che puoi darmi ottimi consigli, ottimi consigli. Te posso dire la mia, ovviamente. Ascolti ultimo, qualcosina di ultimo, sì, sì. Devo dire che non mi dispiace, cioè la maggior parte delle canzoni che fa sono azzeccatissime, perché sono quel pop commerciale e smielato che va molto. Conosci Sequolf personalmente, intendo? No, non ho avuto ancora il piacere di conoscerlo. Ho provato più volte a incontrare, cioè, gli ho detto andiamo a Pianca a feste, cose del genere, però ovviamente lui è tipo super impegnato per YouTube e non si è mai potuta organizzare questa uscita. Ciao Ale, ti spiego meglio, io sono un ragazzo del 96, come me, siamo del 96 tutti e due. Faccio l'università e vivo qua a Bologna. La mia ragazza è bolognese anche lei, ma studia a Roma. Il problema è che è del 99 e ama uscire e fare serate con le amiche. È una ragazza tranquillissima, è seria e mi rispetta, solo che è una bella ragazza in discoteca, ci provano tutte con lei. Ciao Sniper! Mi dà fastidio. È normale. Sarebbe strano il contrario? Mi è da dire. Scusa, eh. È normale. Io penso che in un rapporto bisogna disse tutto, dalla cosa più stupida alla cosa più importante, perché poi si discute e si trova una soluzione insieme. Cioè, sono proprio le fondamenta del rapporto queste. Ciao Candy, Fabri, te fa riconosce subito, dai. Ma Castro aveva senso venderlo per tenere Ionita primo panchinaro? Castro aveva senso venderlo se Castro non voleva più rimanere a Cagliari. È quello il fatto. Se non voleva più rimanere è inutile tenerlo. Anche quest'anno parteciperai alla partita tra YouTubers? Bisogna vedere, non lo so ancora, perché cioè ancora la devono organizzare bene, bisogna vedere dove la faranno e quello sarà importantissimo, perché se la faranno a Roma, quasi sicuramente ci sarò. Se la dovessero fare fuori Roma, non ci sono. Fortunatamente sì, Ale, fortunatamente sì. Poi dopo che ho tolto la monetizzazione mi sono sentito pure più tranquillo io. Mi sento una cosa qua al lato del naso. Potendo io avrei comunque sostituito con qualcuno.
Siamo abbastanza contati a centrocampo se si dovesse rompere qualcuno, toccandomi ovviamente. Lo so, stesso ragionamento va fatto per la difesa, però non è stato fatto. Ecco perché poi è uscito fuori il video su Carli. Mi spiace per Castro, infortuni a parte ha fatto vedere ottime cose. Diciamo che nell'ultimo anno, a parte il gol al Napoli, non ha brillato per prestazioni. Però, ripeto, è un giocatore che poteva fare molto di più, almeno quest'anno. Ricca, dai su, state buoni. Non me fate essere il maestro da asilo, per favore. Stiamo tutti sereni, tranquilli. Con quel video ci hai preso completamente. Da ricordare i sigari sì, ma il terzino no. Viene spontaneo. Dai. Tanto che ore so? Sono le 6, sì, 7 meno 10. Sono le 5 meno 10. Allora penso che verso eventualmente le 5 e mezza termina questa live e poi alle 6, anzi poco prima delle 6, incominciamo la live della conferenza stampa del Cagliari. Probabilmente. Hai lavorato today? No, è da parecchio che non lavoro. Se non mi sbaglio, non lavoro da martedì della scorsa settimana. Se non mi sbaglio, è da martedì, sì. Che conferenza c'è del Cagliari? C'è una conferenza che è stata una conferenza stampa alle 18 in cui penso si parlerà dell'infortunio di Pavoletti e di tutte le voci che stanno a uscire nelle ultime ore. Comunque ti stimo tantissimo, passi molto tempo con noi iscritti, non è da tutti. In molti pensano che gli iscritti sono un numero, tu no. Ti ringrazio, però cioè, per me questa è proprio la base. Io se potessi veramente farei sempre e solo live, perché c'è un contatto diretto. I commenti sì, è bello interagire, però non mi piace. Preferisco le live perché il contatto è immediato, c'è il botta e risposta, molto meglio. Chi ci dovrebbe essere alla conferenza? Oddio, trattandosi di Pavoletti, presumo ci siano Carli e Giulini. Secondo me loro due. O Carli e Giulini, o Carli e Passetti, o Giulini e Passetti. Giocatore preferito del Cagliari, Conti. Pereiro secondo me è bravo, spero che contro il Napoli giochi bene, lo speriamo tutti, ma non solo Pereiro, uno di noi addirittura. Posso sapere ogni quanto fai le live? Devo attivare la campanellina. Roberto, non c'è un giorno fisso per le live, non c'è mai stato, anche se mi piacerebbe avere un giorno fisso per le live, però dipende sempre comunque dagli impegni, magari un giorno lavoro, il pomeriggio sono stanco, non mi va di fare la live, dipende, è molto variabile la cosa, quindi non ti posso dire un giorno preciso, però generalmente una settimana di live ne faccio, almeno una a settimana. Simo, né per cattiveria, Simone, però ci stanno anche, cioè c'è un ragazzo napoletano, io sinceramente uscite del genere me le eviterei, né per cattiveria.
Conti ci manca tanto, sì, Candy. Beato te, Sniper. Io penso che prima o poi, quando ci avrò i soldi, mi andrò pure a fare un tatuaggio dei conti. Me lo devo tatuare. Dispiace anche a me, Alessio. Dispiace anche a me. Ciao Roberto. Sì, ciao Roberto. Perché ho detto ciao Roberto? Simo, ci stanno tante cose con cui scherzare, questa magari se la evitiamo. Non è per cattiveria, cioè. Però, per rispetto delle altre persone, posso darti un consiglio: perché non ci avvisi tramite Instagram per quando farai le live? Perché sinceramente non mi è mai piaciuto. Cioè, io ho avvisato, per esempio, però sul gruppo Telegram. Però de solito non è che avviso, perché non mi piace avvisare. Perché poi pare che ve sto a chiedere di venire a vedere la live. Quindi io di solito la faccio partire la live. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Vieni a Cagliari, zona centro, e magari lo incontro. E magari lo incontri. Fosse fattibile la cosa, più che volentieri. Vorrei sapere chi mi ha bannato. No, non lo so, Alberto, non ne ho idea. Io no. Che si vinca o che si perda, Forza Cagliari e Roma a merda. Tre flop del Cagliari da sempre. Non so se ricordi Sivakov. Sì. Tre flop: Thiago Ribeiro, ovviamente, ehm, Seppellini e Longo. Penso siano i tre più iconici. Quel terzino greco che tanto odiavi, gioca ancora da voi o l'avete ceduto? Gioca ancora da noi. Sta ancora al Cagliari. E anzi, sta a fa pure bella figura, ti dirò. Sono Albi, mi hanno bannato dall'altro account in cui ti faccio da moderatore. Non lo so, Albi, chi t'ha bannato, anche perché io non li sto praticamente gestendo i commenti, cioè li stanno a gestire gli altri, quindi non saprei. Ciao Ciombo, ciao Mino, sei bellissimo. Salutiamo Mino che è bellissimo. E Sapi Binca, simpaticissimo, ma non un mega giocatorone. Vabbè, io non c'ero ai tempi di Dario Silva. Se non mi sbaglio era Dario Silva, Sapi Binca, eh? L'arrivei è divino. L'arrivei è divino e non si tocca. Ricordiamoci l'uomo che fece la tripletta al Napoli quando perdemmo 6-3, eh? Che brutta cosa, il peggior schema di calcio degli ultimi 10 anni. Simo, già siamo a due. Io non è per cattiveria, però quando vai a romper cazzo all'altri, la cosa diventa un po' fastidiosa, mettiamola così. Io faccio finta di non aver visto un'altra volta, ok? Fallo un'altra volta e non è che te muto. Ti disattivo dal canale. Non è per cattiveria, ma il rispetto alla base. Alla base non è una battuta. Simo, quello è un insulto. La battuta è un'altra cosa. Io non è per cattiveria, però non mi voglio ritrovare con un gruppo di ragazzini.
penso che siamo tutti in cervello, siamo tutti in grado di ragionare, quindi comportiamoci da persone mature, eh? Poi fuori da sto canale per me puoi fare quello che cazzo ti pare, ma ci stanno certe cose che sul canale mio non vanno fatte. Grazie, Sniper. Cizio, ciao, penso di sì. Sì, alle 18 farò la live. Sì, ma non so sfotò. È quello il fatto, Simo. Quello non è uno sfotò, quello è un insulto. Ma appunto per quello, Simo, te sto avvertì. Ma io appunto per quello te sto avvertì. Perché non mi hai mai creato problemi. Oggi stai a dare proprio il meglio di te. È quello che a me mi dispiace. Città preferita a parte Cagliari, credo sia scontato. Guarda, io non posso definire Cagliari la mia città preferita non avendola mai vista. Quindi, però te posso dire Roma è la mia città preferita. Sei fidanzato? Sì, da 6 anni ormai. Anzi, vado per i 6 anni. Sempre, Robè, sempre. Ciao James. Comunque, Albi, non so chi ti abbia bannato. Non ne ho idea. No, non è lui, Aleandro. Chi è che ha bannato? No, Simone non è stato bannato, regà. Da quello che vedo, non mi pare che Simone è stato bannato. Quindi non lo so. Infatti, regà, non è stato bannato. Ma non mi devi chiedere scusa a me, Simo. Cioè, perché a me non mi hai fatto niente, non mi hai insultato, non mi hai fatto niente. Quindi non ti devi scusare con me. Preferiamo insultare gli avversari anziché rifare la nostra squadra. Faccio notare che durante il derby Inter-Milan a un certo punto è partito il coro Juve è merda. Cioè, vabbè. Veramente scontata la cosa. Quante cazzate hanno fatto girare ieri? Risse, Birsa che fa la carogna e Ninja che lo appende al muro. Io ripeto, secondo me un fondo di verità c'è. Secondo me c'è. Però non penso fino a quei livelli. Fino a quel livello penso di no. Però un briciolo di verità ci sta sicuramente, dai. Ciao Giorgio. Però a me mi pare strano che comunque sui social non abbiano fatto uscire niente che riguardi la conferenza stampa. Perlomeno su Twitter non mi pare di aver visto nessun riferimento alla conferenza stampa. Mo' provo a dare un'occhiata su Instagram, però mi sarebbe arrivata la notifica se avesse postato qualcosa al Cagliari, quindi
sono abbastanza sicuro che... mm, eh no, infatti non c'è un cazzo. Boh, quindi è anche da vedere se effettivamente c'è sta conferenza stampa. Sono le 5, aspetta un po'. Ma proprio perché sono le 5, cazzo. Non lo so, boh. Mi sembra che la cosa sia gonfiata e comunque Nainggolan ha parlato di un gruppo sereno. Alessio, non è per niente, però tu pensi che i giocatori o la società ti viene a dire che effettivamente si sono menati, che Nainggolan ha appiccicato al muro Birsa? Ovviamente se sono successe queste cose non è che te le vengono a dire a te, cercheranno sempre di nascondere la verità. Quindi, Ricca, i tifosi di merda ci stanno in tutte le squadre, eh. Secondo me un fondo di verità c'è, mi sembra strano che tutto un tratto si incomincia a giocare di merda e non si azzecca più un passaggio. Qualcosa nello spogliatoio probabilmente è successo. Il fatto che ci siano le fazioni pro Maran e contro Maran è una cosa altamente pronosticabile, non mi sorprende. Quindi, boh, staremo a vedere. Sono proprio curioso di quello che esce fuori. Spero che Pavo si riprenda presto, perché se si potesse inserire in questo gioco senza troppi lanci lunghi sarebbe letale. Anche perché i cross ci sono e la sua zuccata si vede che manca, sono fiducioso. Io spero che si riprenda a livello umano, a livello di persona, perché come persona, sinceramente, da quello che vedo, mi sembra una persona veramente d'oro. Però se te devo dire che mi manca a livello di giocatore, ti direi una cazzata. Io sinceramente preferirei continuare a stare senza Pavoletti. Non vedo tutta sta mancanza. Però mi dispiace molto di più a livello umano. Prima di vederlo sul campo, se si rivedrà, passerà un anno come minimo. Beh, dall'ultima volta che ha giocato, sicuro. Sicuramente. Ma sbaglio o tifi anche Basilea? E se sì, come mai? Allora, tifo anche Basilea, sì, perché prima di tutto è rosso-blu, quindi diciamo che le squadre rosso-blu un pochino mi piacciono di più rispetto alle altre. E poi perché c'è un attaccante che non so quanti di voi si ricordino, che si chiama Alexander Frey, per cui io ho sempre sbavato dietro, a me piaceva veramente da morire, e lui giocava nel Basilea, anche nel Borussia Dortmund, però pure nel Basilea. E poi perché una volta di ritorno da una gita a Londra, praticamente noi ci facemmo Londra-Roma in pullman perché scoppiò il vulcano in Islanda e non potevamo più prendere l'aereo. E nel tragitto con il pullman passammo davanti al St. Jacob Park, che è lo stadio del Basilea, di notte e mi sono visto sta muraglia rosso e blu davanti e da quel momento lì mi è entrato il Basilea nel cuore e quindi tifo Basilea anche.
Sei nata a Basilea? Simo, mi dispiace, mi dispiace, Simo. T'avevo avvertito, t'avevo avvertito. Non dite no. Si scrive Frey con la I, no con la Y. Ma lo leggo comunque, Alessandro, io a prescindere, i commenti io li leggo comunque. Non ti preoccupare, non c'era bisogno che lo accettavi tu. Lascia perdere le critiche a Pavoletti calciatore perché non hanno senso. Capisco che non ti possa piacere per caratteristiche, ma Pavoletti è forte e la sua mancanza si sente. Ma infatti non ho detto che Pavoletti è una pippa. Ho detto che secondo me Pavoletti può anche non rientrare dall'infortunio. Quello del Basilea è un blu spettacolare. È più bello quello del Cagliari, del rosso e blu, parliamoci chiaro. Però pure quello del Basilea merita, dai. Tu non sei mai venuto in Sardegna? Purtroppo no, Candy. Purtroppo no. Mai venuto. Sì, è stato bannato, France. Simone è stato bannato. Sì, ma a me il Barcellona mi sta pure un po' sul cazzo. Quindi meglio quello del Basilea, ma ancora meglio quello del Cagliari. Oh, Sniper, qualcuno che concorda con me su Pavoletti. Che cosa strana. Ma la conferenza stampa quindi è in live? Non lo so, Alessio, non lo so. E che aspetti a venire? I soldi, semplicemente. Ed è per questo che non verrò mai, proprio mai nella vita. Io a San Valentino porto la mia ragazza alla Caletta, la conosci? Di nome sì. Quanto scommettiamo che la prossima, dopo 10 giornate, tornerete a vincere contro di noi? Io me lo spero. Cioè, io lo spero, ovviamente. E vieni a fartene una gira in Sardegna. Magari, magari. Cioè, regà, non è per niente, mo per carità. Però ci stanno società che hanno regalato biglietti ai youtuber tifosi. Prima o poi spero che accada anche col Cagliari, non lo so, lo spero. Come mai tifi tanto il nostro amato Cagliari? Perché mio nonno semplicemente era sardo e quindi ha trasmesso sta cosa del Cagliari a tutta la mia famiglia. Come la vedi Cagliari-Napoli? Partita brutta a livello di situazione, sia per il Cagliari che per il Napoli.
Cosa ne pensi di Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Valencia eliminate dalla Coppa del Re? Che sarà una bella coppa. Piccola curiosità, una cugina a Roma, lei laziale, sposata con un romanista, pensa un po'. Al momento le 3 squadre retrocesse secondo te? Brescia, Spal e la terza non saprei. Sinceramente non saprei. Se per voi l'assenza di Pavoletti non è pesante, allora non capite di calcio. Madonna, come sei aggressivo. Mamma mia. Non ne devi fa' una questione de vita, Ciao diva, ciao carissimo. Esatto, Christian, cioè sempre le solite squadre, dopo rompe i coglioni, capito? Almeno così si cambia un pochetto. Il Napoli può essere risucchiato in zona retrocessione. Non s'allargamo, dai. Siete pur sempre il Napoli. Eh. Ciao nutrizionista, spero meno di quelli che ve famo noi. Lo spero vivamente. Per te chi vince la Champions? Non ne ho idea. Valla a sapere, Dipa. Valla a sapere che è successo. Vabbè, Grima al Napoli farà turnover. Argo, anche Agazzi era un nazionale, Non è per niente. Lo era Cerci. Quindi. La tua seconda squadra è la Roma? Assolutamente no, Susanna. Assolutamente no. Anzi, la Roma è la squadra che mi sta più sul cazzo di tutte, proprio in assoluto. Chi vince la Serie A quest'anno? Spero non la Juve perché così almeno si cambia registro. Una partita molto importante in Coppa Italia. Penso che giocheranno i titolari anche se il Napoli ha una panchina lunga. Se Dipa, la voglia, guarda. Ce ne fate 3-4 assicurato, magari. Non lo so se l'ho letto, Ale, mo recupero. E perché nutrizionista? Regà, cioè, sta live sta degenerando comunque, eh. Sta veramente degenerando. E vabbè, è andata così, dai. E vabbè. È andata così. Visto che sei di Roma, ti farebbe piacere la vittoria dello scudetto della Lazio?
Ma sinceramente mi farebbe piacere pure la vittoria dello scudetto dell'Inter, basta che non sia la Juve, che cambia, giusto per quello. Quanti punti servono a Napoli per la salvezza? Vabbè, regà, mo' vi state allargando voi napoletani però, eh. Vi state un po' allargati, dai. Io ho due generi, uno ti fa Genoa e l'altro Samp. Io Castello a vita, brava Susanna. Parlami un po' di Rolandinho Maran. Che te ne devo dire de Maran? Parla da solo Maran. Non c'è bisogno che aggiungo qualcosa io. Come finisce stasera Inter-Napoli? Uff, sinceramente non ne ho idea. Perché il Napoli, penso punti tantissimo alla Coppa Italia per arrivare almeno in Europa League. Mentre l'Inter comunque con Conte non vuole lasciare niente per perso, cioè comunque sulla Coppa Italia ci punteranno a prescindere perché è un trofeo. Quindi secondo me sarà una partita combattuta. Fammi un pronostico per Atalanta-Roma. Uh. Io spero solo che faccia tanti gol Ilicic, tipa. È l'unica cosa che te posso dire. C'ho Ilicic a fatta calcio. Scherzi a parte, Atalanta-Roma secondo me viene assolutamente in vantaggio l'Atalanta, anche perché pure voi state avendo un tracollo verticale allucinante. Sì, infatti, Sniper, cioè, mi fa pure strano sentire i tifosi del Napoli parlare di retrocessione. Vabbè, capisco che stanno a fare un'annata veramente di merda per essere il Napoli, però mo non m'azzarderei a di tanto. Lecce Spal pronostico. Non mi esprimo perché devo vedere la spalla di Biagio come gioca. Bologna-Genoa 1, 1 fisso. Chance del Milan di passare con la Juve 0, 0. Tu giochi le schedine il sabato? Raramente, molto molto raramente, anche perché non ne ho mai vinta una. Incredibile. Il presidentissimo Celino quest'anno se ne torna a calci nel sedere in B. Lo spero, devo essere sincero, io lo spero. Napoli -9 dalle sviste arbitrali. Giampaolo, è sempre così tanto, eh. Non ti preoccupare. Non sarete la prima e non sarete sicuramente l'ultima squadra che è stata penalizzata a livello arbitrale. Cosa pensi di Achille Lauro? Un personaggio che va secondo me troppo oltre gli schemi. Dove arriva il Cagliari in classifica? Io cioè no, io penso, io spero in Europa League. Altri 6 punti e siamo salvi. Campionato finito contro la Lazio. Ora si vendono punti al miglior offerente. Madonna, tutta sta depressione però, regà. Da Cagliaritano senti la rivalità coi tifosi del Napoli? Guarda Riccardo, io più che cagliaritano sono tifoso del Cagliari, ok? So che tu per cagliaritani intendi tifosi del Cagliari, però bisogna anche scindere le cose perché come potrai immaginare dal mio accento, io con Cagliari non è che ho tanto a che fa, mettiamola così. Quindi ti posso dire che da romano, tifoso del Cagliari,
io comunque la rivalità col Napoli non la sento, ma minimamente. Io sento tantissimo, l'unica rivalità che sento è quella con la Roma, è l'unica che sento, le altre non le sento. Albè, te l'ho nascosto, mi dispiace, più di quello non so che dite, io non so chi t'ha bannato, che devo fa? Faccio una cosa, dalla prossima live levo tutti i moderatori, perché è un casino così, è un casino, è un casino, se no. Io sono bolognese e sento tantissimo la rivalità col Parma, vabbè, è normale. Dove pensi arrivi il Cagliari? Nono? Secondo me più del nono posto. Le potenzialità per arrivare a più del nono posto ce l'abbiamo. Pensavo anche tu col Napoli. No, sinceramente non la sento la rivalità col Napoli. È finito il campionato, 9 partite, 3 pareggi e 6 sconfitti. Giannini e Celino con Allegri da terzi al girone d'andata a quindicesimo. Mo a fine campionato con 43 punti. Saluti a tutti, ci vediamo a Pesca domenica. Ma secondo me non è così. Secondo me non è così. Io ho un amico napoletano e fino ad ora ho sempre pensato che eravamo solo noi cagliaritani a sentire la rivalità. Vabbè, ovviamente questo cambia da persona a persona, France. Miro una grande immensa dote, la sincera obiettività e questo lo rende raro sul tubo. Ti ringrazio molto, Diva, grazie mille. Ti sarebbe piaciuto di Biagio al Cagliari? Mm, non so quanto potrebbe far meglio di Maran, dipende sempre da quello. La partita con Napoli è come un derby, però ammiro tantissimo la curva A. Ma guarda, è normale, cioè è normale che per voi che siete effettivamente sardi e tifosi del Cagliari, quella col Napoli sia un vero e proprio derby, ma cioè, ci sta, ovviamente, assolutamente. Però se devo essere sincero, io tutta sta rivalità non la sento. Io sento solo quella con la Roma. Quello per me è un derby vero e proprio. Però io le altre partite zero proprio, cioè sono partite come le altre. Io prima la sentivo di più la rivalità con i napoletani, negli ultimi anni non più. Miro sinceramente è sincero su tutto ed è aperto a dialogare con tutti noi, quindi Miro uno di noi. Grazie Ale. Qualcuno di voi ricorda la rimontata al Napoli? Se non erro 3-2 nei minuti di recupero. C'era il 3-3, la rimonta del 3-3 al San Paolo, se non mi sbaglio, o era un 3-3 o un 2-2, o se no ancora più famoso il 2-1 al Sant'Elia, con gol di Madri e Conti allo scadere. Il 2-1 è indimenticabile, il 2-1 al Sant'Elia. Quello è veramente indimenticabile. Devi darmi atto del fatto che però avevo ragione a criticare Maran dicendo che non sarebbe andato troppo lontano. Ma guarda, tipo che Dipa, che in cuor mio lo sapevo anch'io, cioè nel senso non sono mai riuscito a dare totalmente fiducia a Maran, quindi vai tranquillo, ti do tutta la ragione del mondo, tutta, 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 tutta.
Una domanda sul mondo ultras, pro o contro? Ma io agli ultras sono pro fino a quando non vanno a interferire con le altre persone, cioè nel senso sono favorevole agli ultras, ma anche a degli ultras che non impediscano letteralmente alle famiglie di cagarsi sotto quando vanno allo stadio. Parliamoci chiaro. A quel tipo di ultras. Se non arrivate in Europa League, farai uno sfogo? Secondo me, se vi salvate è già un bel lavoro perché siete più scarsi nel Milan, per esempio. Beh, quella è una tua opinione. Secondo me, non siamo più scarsi nel Milan. Però non penso farei uno sfogo, però te posso dire che sinceramente dentro rimarrei deluso. Rimarrei molto deluso. Ricordo una partita del Cagliari contro una squadra di cui non ricordo il nome, un amichevole forse, ti giuro, questi ultras fecero un casino a Cagliari Centro. È il Pogon Stettino, Schettino, Stettino, come cazzo si chiama? È una squadra polacca. Ti ricordi il doppio 5-0 e chi se lo scorda, Domè? Chi se lo scorda? Cagliari Milan 2-0 e voi non avete fatto un cazzo. Lo so, quindi qual è il problema? Madonna, regà, questa è una live impegnata oggi, eh? Ma perché c'avete st'hobby di venire a rompere le palle? Cioè, non è per cattiveria, eh? Però veramente non c'avete di meglio da fare di venire a insultare? Ma vabbè. Ti sta antipatica solo la Roma, la Lazio no. No, la Lazio no. La Lazio, al contrario della Roma, mi sta più simpatica, perché generalmente con i tifosi laziali sono sempre andato molto più d'accordo. Regà, l'ho bannato, tranquilli, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Leggi in alto. Una società seria con progetti seri non lascia che metà squadra il giovedì notte sia in giro a sbronzarsi sino alle 4-5 del mattino. E ho le foto. Faccele vedere. Il Cagliari è un gradino più sotto a confronto della maggior parte delle squadre. Probabile, però nulla toglie al fatto che non sempre arriva più su la squadra migliore. Anche per il fatto delle rivalità, concordo con te sulla Roma, mi ricordo le litigate Conti-Totti, poi quella volta che hanno rotto la gamba a Conti, ma la soddisfazione che avevamo vinto. Il primo Cagliari-Napoli, che ti ricordi? Quello del 2-1, quello del 2-1. Sai qualche parola di sardo? Sì, sniper, ma mi rifiuto categoricamente di pronunciarle per evitare figure di merda. Però sì, cioè ne so poche, principalmente insulti, ovviamente. Però veramente mi rifiuto di farlo perché verrebbe un qualcosa di obbrobrioso.
Maran non può portare in Europa League gente come Clavan, Castro, Ionita, Pisacani, eccetera. Ma infatti c'è anche Rog, c'è anche Olsen, c'è anche Cragno, c'è anche Nainggolan, c'è anche Nandez, c'è anche João Pedro, c'è anche Simeone. Non ci stanno solo loro in squadra. Ma poi scusa, né per cattiveria, Nick, tu di che squadra sei? Per curiosità, una curiosità mia, tu di che squadra sei? La formazione del Cagliari contro il Napoli, penso un 4-3-2-1, Pellegrini a sinistra, Clavan e Pisacane centrali, Mattiello a destra, Cigarini, Nandez, Ionita, Pereiro, João Pedro, Simeone. Sei dell'Inter. Ok, ok, ok. E per curiosità, non è per cattiveria, quindi non prende quello che io dirò come un insulto, ma è proprio una mia curiosità. Ma te, se il Cagliari va in Europa League, precisamente, o se non ci va, che te frega? Cioè, io è questo che non riesco a capire. Perché ti alteri così tanto al fatto che il Cagliari possa andare o meno in Europa League? Mi, mi viene difficile capirlo. Comunque Roberto, ti capisco, però purtroppo io non posso gestire i comportamenti delle persone. Io più di questo non posso fare. No, Christian, mi rifiuto di parlare, di parlare sardo, che poi sardo è qualche parola. Nandez è stato accostato alla Roma. È davvero così bravo? Malvagio non è, parliamoci chiaro. Assolutamente. Per adesso è, è abbastanza incoerente nelle prestazioni, mettiamola così, perché ha avuto un periodo di blackout, però è pur vero che giocava da un anno incessantemente. Ah, è sfottò. Ah, ok. Ok, non avevo capito, scusa. Scusa, non avevo capito. Pensavo che ti ci stavi a incazzare veramente, infatti non riuscivo a capire. Albi, Albi, vedi pure te che poi fa, eh? Ho capito. Capito, mi sa che dopo la live è meglio che non la faccio. Ma la guardo da sola la conferenza stampa, va. No, non ci sarà Nainggolan contro il Napoli. L'assenza di Nainggolan può assolutamente incidere nella partita. Sì, è squalificato, non è diffidato. Christian, mi dispiace, cioè a me mi sarebbe piaciuto farla, ma se devo avere che fare con dei ragazzini, che poi c'è gente che qua c'ha 30 anni e si comporta come se ce n'avesse la metà, a me sinceramente non me va. Non me va de fa il badante, cioè, mi, mi delude molto la cosa. Banda di non schi... No, no, ma tranquillo, mo non è per cattiveria, dopo tolgo tutti i moderatori, lo faccio solo io, mi dispiace. Purtroppo sta live proprio è stata un disastro, è stata veramente un disastro. Uno voleva passare un'oretta in buona compagnia, spensierato a parlare di calcio, ma a quanto pare uno deve fare il maestro dell'asilo, perché di questo si tratta. Ma lo stronzo so io, perché io volendo potrei lasciarvi scannare da soli nei commenti. Però dato che a me mi dà fastidio,
Sì, Cristian, sì, mi dispiace, non so che dite. Disiscrivetevi, fate quello che vi pare. Io non so che fa. E vabbè, sta live è andata così, dai. Che tocca fa? Fammi vedere se hanno scritto qualcosa riguardo alla conferenza stampa. Ma non hanno scritto niente. Ciao Dipa, alla prossima. No, regà, tanto ormai la live di oggi è andata. Nel senso, questa finisce, dopo levo tutti i moderatori. La live dopo della conferenza stampa non ci sarà perché a me di ripetere un'altra live del genere sinceramente non mi va. Perché a me, io voglio fare live per parlare con voi. Se mi devo mettere a far badante, a bannà, le va, cos'ha? No, sinceramente no. Quindi mi dispiace per chi la voleva, mi dispiace, però sinceramente a me non mi va di sta qui a fare il maestro d'asilo a gente che poi è più grande di me, a gente che magari ha pure il doppio dell'età mia. Ma non si tratta nemmeno di haters, Argo, non si tratta nemmeno di haters. Cioè, non è il fatto di avere haters o meno. Intanto, Sniper, ti ringrazio tantissimo. Probabilmente sì, magari mi connetto dopo su Discord, ma la live no. La live no. La live assolutamente no. Se continua così, non so nemmeno se fanne altre in generale le live perché veramente è un qualcosa di. Ma mi ha fatto cascare le braccia sta live, mi ha fatto veramente cascare le braccia. Eh, io ti ringrazio, Albè, ti ringrazio. Però ripeto, purtroppo c'è gente che per internet è una stronzata. Io non dico che la prendo seriamente, però do per scontato alcune cose che per altri non, a quanto pare nemmeno esistono, tipo il rispetto. Mo che la gente mi viene e manda a fanculo, a me mi frega un cazzo, ripeto, fino a quando mi insultano a me, io lascio correre, poco me ne frega. Però ho visto certi comportamenti oggi che veramente mi lasciano basito. Basito. Ed è poco dire basito. Il problema, Cristian, è che se devo lasciare perdere, a questo punto lascio perdere totalmente YouTube. Perché tanto più o meno questo è il 90% dell'utenza di YouTube. È quello il problema. Il problema è letteralmente quanto voglio avere a che fare con dei decelebrati? Bella domanda. È una bellissima domanda.
Esattamente, Sniper, esattamente. Ma Partenopea, io sono disponibile con tutti, cioè io non mi tiro indietro con nessuno. Cioè io pure con chi mi insulta, io mi ci metto a parlare. Ma a me, io è quello che non riesco a capire. Il gusto che ci prova la gente a venire sotto a insultare. Però ripeto, arrivi a un certo punto in cui fai finta di non aver visto, mandi giù, mandi giù, mandi giù. Prima o poi uno si rompe le palle. È anche fisiologica la cosa, no? Quindi mi dispiace, però io più di questo non posso fare. Non posso fare. Ma a me personalmente Domenico non mi ha insultato nessuno. Anzi, se devo essere sincero, non è per vantarmi ovviamente, ma so anche veramente poche le volte in cui mi hanno insultato personalmente a me. Io sinceramente lì lascio correre perché tanto non, sinceramente se mi insultano a me non me ne frega un cazzo. Però è quando vanno a insultare altre persone o magari si mettono a litigare qua sotto nei commenti, durante le chat e cose del genere, sono cose che io non sopporto, perché io do per scontato che la gente porti rispetto a tutti, perché io sono cresciuto così. A prescindere da una persona, ti piaccia o meno, porta sempre rispetto. Dato che mi è palese il fatto che non a tutti è stata insegnata questa cosa, a me mi casca nelle braccia, mi fa passare la voglia di fare live. Quindi io ho sempre chiesto una cosa, il rispetto, cosa che oggi non c'è stata dentro sta live, salvo per alcune eccezioni, ovviamente. Non posso fare di tutta l'erba un fascio, però non c'è stato rispetto oggi dentro sta live. Lo so, Mark, ma non significa che mi posso far passare sopra qualsiasi cosa, eh. Devo porre un limite. E io oggi l'ho bello col trepassato il limite. Quindi, mettetevi anche nei miei panni. Non è facile la cosa, eh. Cioè, io ho continuato la live, ho continuato col sorriso, ma io ho detto c'ho un'incazzatura che voi manco vi immaginate. Voi manco vi immaginate. Io ho fatto il vago per non rovinare la live, per non rovinare l'atmosfera gioviale, quel poco che ne era rimasta, per rovinare quel minimo di dialogo che era rimasto. Però non è bello, ve lo assicuro, non è per niente bello, ma proprio per niente, ve giuro. Quindi, eh, mettetevi veramente anche un po' nei miei panni. Cercate di capirmi. Comunque, ragazzi, io ora vado. Eventualmente, no, eventualmente ci rivediamo domenica con il video post partita del Napoli. Vi ringrazio per quelli che sono rimasti e che si sono comportati bene. Cioè, mi sembra pure assurdo da dire a delle persone che si sono comportati bene, manco stiamo alle elementari. Vabbè, Sniper, anch'io facevo live su Periscope, sai? Io ho cominciato da lì. Ho cominciato da lì.
E vabbè, comunque, regà, ci vediamo domenica con il post partita del Napoli. Ringrazio chi c'è stato e si è comportato bene. E niente, ci vediamo alla prossima. Belli, regà.